Benvenuto, quando si dice rappresentanza politica, no? E si dice bisogna difendere la democrazia, ma è davvero una rappresentanza democratica quella di parlamentari nominati dalle segreterie di partito? Questo è un problema, cioè nel senso che c'è evidente che con uno sviluppo, insomma, che siamo in una situazione in cui alcuni elementi di democrazia nel sistema sono stati in qualche misura ridimensionati. Però sulla questione c'è nella storia del dibattito che non è recentissimo sulla riduzione dei parlamentari, quando fu fatto all'epoca della discussione proprio sul numero dei parlamentari che dovevano essere eletti, Umberto Terracini disse: quando si comincia a discutere della riduzione del numero dei parlamentari, in discussione non è il numero dei parlamentari, in realtà è in discussione la legittimità del Parlamento. Io penso che questo sia il problema vero. Io penso che ci sia sicuramente un vulnus nella rappresentanza, perché in un sistema parlamentare come il nostro, non in un sistema presidenziale, in un sistema parlamentare come il nostro, la rappresentanza è importante e quindi anche il numero dei deputati che vengono eletti in funzione del numero dei cittadini elettori non è un elemento secondario, perché è legato alla rappresentanza e al fatto che noi siamo una democrazia parlamentare. Però, detto questo, che mi pare, insomma, per poco di diritto costituzionale che ho studiato, insomma, mi pare un discorso base e ragionevole, il punto politico è quello che a suo tempo ebbe a dire Umberto Terracini, comunista, però ha firmato, uno dei tre che ha firmato la Costituzione italiana, tanto per dire, e ha detto: quando si comincia a discutere di riduzione dei parlamentari non è più in discussione il numero, è in discussione il ruolo del Parlamento. Io penso che bisogna dire no a questa proposta di riduzione del numero parlamentari anche per questa ragione, perché si riduce la rappresentanza, si riduce il ruolo e il valore del Parlamento e della sua rappresentanza dei cittadini elettori e si comincia dentro una china che si sa come comincia, ma non si sa mai come poi che sia una riforma. Noi abbiamo presentato una legge ancora nel 2006 in Parlamento per la riduzione dello stipendio dei parlamentari a 5.000 euro. È questo il modo esatto per ridurre i privilegi?